In questo mio percorso all'interno del FIGEP 2014, la kermesse è dedicata soprattutto alla gelateria. Incontro un'azienda che è Torino Gelato, con il general manager che è il dottor Enrico Pumatto, che del gelato ha fatto un successo da portare anche all'estero, ma soprattutto del gelato italiano. Torino Gelato si concentra sempre su che cosa? 4 fondamentali: qualità, ricerca, innovazione, il tutto farcito dall'anima principale, ovvero la passione. Con queste caratteristiche effettivamente produciamo da sempre quello che deve essere definito il buon gelato, che fa bene non solo dal punto di vista nutritivo, ma anche dal punto di vista olfattivo e, perché no, dal punto di vista visivo. Ricerca, perché ci ha permesso di costruire dal punto di vista del tecnico relativamente all'impianto di produzione una novità che ci ha concesso di creare e di controllare tutta la filiera per produrre comunque il nostro prodotto. Utilizziamo da sempre un latte fresco che ci viene quotidianamente consegnato dalle principali aziende agricole piemontesi. La stessa cosa la facciamo selezionando le materie prime principali. Questo ci consente di lavorare con tutti i prodotti naturali, che è un po' la nostra filosofia. In effetti abbiniamo a queste due principali fonti, latte fresco e acqua sorgiva, ingredienti selezionati. Il prodotto a livello di produzione segue le 4 fasi principali, quindi maturazione del latte, pastorizzazione, omogenizzazione. Questa fase è molto importante per determinare l'artigianalità del gelato. Je me tire, me demande pas pourquoi je suis parti sans motif. Parfois je sens mon cœur qui s'endurcit. C'est triste à dire mais plus rien ne m'attriste. Infine trattiamo il prodotto col metodo UHT. Il prodotto pastorizzato e trattato UHT ci consente di trasportarlo senza obbligatoriamente usare la catena del freddo, anzi, e questa è un po' la carta vincente. Il prodotto si mantiene in effetti allo stato puro dai 4 ai 30 gradi, non subisce nessun tipo di alterazione, non cambia il colore, non cambia la densità, le caratteristiche rimangono perfette. Je me tire, demande pas pourquoi je suis parti sans motif. Parfois je sens mon cœur qui s'endurcit. Mi permetto di evidenziare la nostra qualità perché andiamo a sostituire tutta quella che era la fase di preparazione, tutto quello che normalmente compete a un professionista che deve dedicare tempo, deve essere capace di scegliere le materie prime, acquistando magari da 10 fornitori, 10 prodotti diversi, passando molto del suo tempo nel laboratorio, quindi nel back office, tralasciando la parte principale secondo me, quindi la vendita o dedicarsi ai clienti o pensare, perché no, di espandere il proprio business. In questo caso la base Torino Gelato è un prodotto pronto all'uso solo da mantecare. Questo secondo me è un vero valore aggiunto ed è effettivamente la grande novità che ci ha fatto crescere nel mondo, ci sta facendo crescere anche nel nostro paese. Merci à ceux qui disent me qui on t'aime malgré ta couleur. Il connubio prodotto, qualità, costi è veramente interessante, è buono, ma non lo voglio dire io, ditelo voi. Provatelo, veniteci a trovare. Novità tra l'altro 2014, il nostro sito online torinogelato.com ha anche una sezione e-commerce per cui possiamo seguirvi dalla A alla Z. Quando volete rimaniamo a disposizione per qualsiasi cosa. C'est triste à dire mais plus rien ne m'attriste. Laisse-moi partir loin d'ici.
L'incontro con Italmill non può prescindere da questa puntata SIGEP 2014, una delle aziende leader nel settore dei semi lavorati e delle materie prime per il settore del bakery. Io sono con Tiziano Casillo, responsabile del canale Pizzerie Italmill. Se dovessimo sintetizzarla nei suoi brand, in quelli che sono i suoi canali e i suoi principali prodotti. Italmill si occupa a 360 gradi del mondo del bakery, che sia panificazione, pasticceria o pizzeria. Cerchiamo di offrire quello che il mercato richiede, portando sempre comunque avanti la nostra filosofia, il nostro pensiero, che è di assoluta qualità, basata su dei concetti ben precisi e tecnici. Noi abbiamo la Besozzi che si occupa del canale della pasticceria, la Bontamix che si occupa del canale della panificazione e le Farine del Gusto che si occupa del canale pizzeria. Besozzi Oro è un'istituzione, 103 anni di vita quest'anno, è un brand che è riconosciuto da tutti come il brand leader nel mondo proprio dei lievitati da ricorrenza. Per tantissimi pasticceri non è panettone se non è fatto con Besozzi. Poi passiamo a quelle che sono le farine del gusto. E offriamo un prodotto, per quanto tradizionale nel mondo della pizza, diverso perché lo supportiamo da un lievito naturale che garantisce tutte le caratteristiche proprio naturali del lievito, che sono fragranza, leggerezza, digeribilità, croccantezza, freddo, qualità oggettive che si riconoscono, a prescindere che possa piacere o meno, ma queste qualità si riconoscono perché sono oggettive. Non tralasciamo il settore della panificazione, in cui spicca il brand Bontamix. Bontamix è una serie di mix e miscele dedicate per una gamma vastissima di prodotti specifici per ogni esigenza del mercato, che vanno da cereali diversi, da lavorazioni diverse, vanno a coprire proprio tutte le esigenze che ci sono in panificazione, perché in panificazione oggi il cliente è molto esigente. Oggi il minimo comune denominatore del prodotto Italmill è? Il lievito naturale sicuramente. Italmill non finisce con questi brand, con questi canali, ma oggi spicca nella rivalutazione del prodotto nostrano. Per questo nasce il progetto Nostrano Pizza, Nostrano Pane. Che cosa significa nostrano? Nostrano dovrebbe dire la parola, è tutto prodotto italiano, è tutto certificato, è garantito, dove prendiamo solo i grani da cooperative o da aziende dove ci sono enti certificatori che ci garantiscono il tutto, e ne facciamo dei mix specifici con, non da trascurare, con all'interno già un sale protetto, perché è un sale iodato protetto, che è l'unico sale che non disperde l'iodio in cottura. Quindi questi prodotti sono a tutela della salute di chi lo mangia e fanno anche bene, perché assumendo questi prodotti fatti con il brand nostrano si ha la certezza di assimilare parte di iodio e parte di fibre. Oggi il comune denominatore del prodotto Italmill è? Il lievito naturale sicuramente. Signor Tiziano, un riferimento globale per poter accedere al mondo enorme di prodotti di Italmill. Italmill.com. Your love is bright as ever, even in the shadows. Sono fiera di incontrare una delle aziende che nel settore panificazione ha determinato il successo, che è la Polling Group. Sono con il direttore commerciale, il dottor Francesco Cento. Lo scopo dell'azienda è stata quella sempre di innovarsi rispetto al cambiamento sia produttivo ma anche dei mercati che si muovono, operare tantissimo all'estero
È un mondo che si diversifica tantissimo per il sistema produttivo, paese dopo paese, con riferimenti diversi dal punto di vista della produzione del pane, della pasticceria, dei biscotti, e siamo riusciti nel tempo, mettendo tutte le pedine al posto giusto nel mondo. Noi esportiamo il 70% del nostro prodotto all'estero, siamo presenti in oltre 120 paesi, abbiamo 120.000 clienti che utilizzano le nostre attrezzature, e questo sviluppo e ricerca fatto con una continua, con una costanza testardaggine anche, a far sì di essere un'azienda leader. Noi quello che abbiamo sostenuto da sempre, e forse siamo l'unica azienda in Italia, dico, ad avere una produzione globale di tutto quello che può essere l'attività nei laboratori, sia della pasticceria, della panificazione, dell'industria alimentare. Questo ci ha consentito di creare alcuni marchi correlati al nostro, identificati da sempre come costruttori di forni, anche su altre attrezzature che completano il laboratorio. Questo l'abbiamo fatto nel settore dell'impasto, l'abbiamo fatto nel settore delle macchine, sia a livello artigianale che a livello industriale, e anche nel settore che è un po' innovativo, che è del freddo nel mondo della pasticceria. Il mondo del freddo è nato per ridurre gli orari notturni di produzione del pane, che ti consentono di poter utilizzare gli orari diurni, quindi ridurre di tantissimo lo sforzo che i nostri clienti, i panettieri hanno di lavorare la notte, e li abbiamo aiutati in quello che deve essere forse un più agevole, no, controllo del lavoro diurno. Inoltre innovazione sempre sposata con la tradizione. L'innovazione porta la Polin a creare sempre nuovi prodotti. Abbiamo pensato che bisognava assolutamente pensare intanto al risparmio energetico dei nostri clienti dal punto di vista del consumo puro, e quindi affiancare a questo risparmio l'aspetto anche ecologico. E abbiamo creato questi forni che sono alimentati a biomassa, più precisamente a pellet, con dei risultati sorprendenti per riduzione di costi energetici. Oltre all'aspetto tecnico, puramente tecnico, del funzionamento del prodotto, senza andare a intaccare quelle che erano le tradizioni tecniche della produzione e della cottura del pane, quindi garantendo quello, abbiamo messo insieme anche un aspetto di marketing che il nostro cliente può utilizzare, divulgando al cliente che consuma il pane il fatto che questo pane viene appunto prodotto senza emissioni di anidride carbonica. Ci troviamo vicino ad una delle linee, tra l'altro più quotate, che è la linea di macchinari per la pasticceria. Abbiamo sviluppato da tantissimi anni tutta una linea di produzione per macchine per pasticceria, anche in questo caso sia dal piccolo pasticcere, medio, ma anche nell'industria, nello sviluppo di attrezzature per l'impasto, ma soprattutto per la formatura dei biscotti, e su questo aspetto siamo presenti anche in tantissime aziende di carattere industriale in tanti paesi nel mondo. Tutti i nostri sforzi sono stati legati a mettere insieme tutte le attrezzature per avere un prodotto finito, dall'impasto alla cottura. Siamo sicuramente l'unica azienda che riesce a mettere insieme tutte queste componenti, questo ci viene riconosciuto in tutto il mondo e di questo ne siamo orgogliosi.
il nostro portale dove troverete anche tante informazioni tecniche, www.polin.it. Is this how you play?